direzione Monfalcone, più precisamente Piazza della Repubblica, per 2 giorni di ciclismo, bici da strada, mountain bike, pump track e chi più ne ha più ne metta. Northeast Bike Festival 17-18 ottobre, appunto a Monfalcone. Oggi mi aspetta un giro in mountain bike sul Carso, 30 km con 600 metri di dislivello, quindi una cosa tendenzialmente facile. Sono ovviamente sulla nuova Epic. Allora, ritirato il numero, diciamo così, e approfitto della pubblicità di Oxyburn, mi tolgo la mascherina perché tanto qua intorno non c'è nessuno, perché proprio ieri in extremis mi è arrivato il vestiario da bici di Oxyburn, compresa anche la mascherina. Approfitto anche per provare la funzione di navigazione sul Rider 420 di Brighton. Ho scaricato la traccia con l'app, semplicissimo. Adesso vado in segui percorso, mi sono caricato la traccia Red Sommaco, quella che faremo oggi. Lui fa il caricamento, qua sotto c'è la percentuale, e così sono pronto per la navigazione. Si attivano 2 nuove pagine oltre a quelle che uso di solito, con appunto l'indicazione della traccia, le svolte e la direzione. Proviamo. Pronti alla partenza, si va. Ok, partiti, saliamo sul Carso sopra Monfalcone, se non mi stampo qua. Allora, ci aspetta un giro di circa 30-35 km, direzione diciamo Trieste. Arriveremo fino a un agriturismo, un'azienda agricola, per una pausa e poi rientreremo. Sali-scendi sul Carso fra strappetti abbastanza pendenti e poi queste belle discese lunghe e leggere, anche un po' pedalate come in questo caso. E subito un bel fuori rotta, recuperato prontamente conoscendo un minimo i sentieri della zona. Rocce scivolosette, però ci siamo. Aspettiamo? Sì, sì. Minutes later. Allora, siamo arrivati all'agriturismo Radetic Sidonia, quindi siamo a metà giro. Da qua riprendiamo sui sentieri per rientrare a Monfalcone. Faremo una brevissima sosta per rifocillarci. Pausetta da Radetic Sidonia e mangio anche una barretta, fa rima, quindi perfetto. Dai, fai metà barretta con me. Non vuoi fare una cazzetta? Fa rima, quindi non posso dire niente. Praticamente invece di tagliare per su come facciamo noi, dentro al zoo. Noi di solito arriviamo di là, no? Sì. Buongiorno. Only the horses. Sempre giù.
Ciao, buongiorno. Sempre su. Sì, destra, destra. Ho provato a distrarti. Buongiorno. Ciao. Comunque, piccola digressione sulla funzione navigazione del Brighton 420, che non è una navigazione con cartografico come nell'860, ma è proprio turn by turn, quindi chiama solo le svolte, c'è la distanza dalla prossima svolta e appunto la traccia con la tua direzione rispetto al percorso. Funziona veramente molto bene, forse perfino meglio della navigazione con cartografico dell'860 che uso in bici da strada, su gravel e simili. 50 metri sinistra, aspettiamo Fulvio, dai, mi metto qua. No, dai, aspettiamo tutti. Gruppo ricompattato. Fra l'altro, Matteo, questa salita qua è quella che abbiamo fatto la scorsa estate, con anche Freddy, e siamo arrivati fino sotto l'Ermada. Infatti l'altra volta sono andato a qua. Esatto. Sì. A me chiama dritto qua, eh? Sì. A me chiama dritto. Vai troppo giù. Sono 100 km. Stavo per dire la stessa cosa. Che spettacolo qua. Non eravamo mai stati in questa zona, su questo sentiero. Tra l'altro, la traccia che stiamo percorrendo oggi si chiama Red Sommaco, che è questa pianta rossa. Occhio che siamo in tanti. Buongiorno. Sì. Ah no? No, neanche, non era questo. No, questo è proprio posto nuovo, bello. Fuori traccia qua. Sì, anche secondo me. Fuori traccia, con l'erba. Non sono contento di noi. Ma noi lo facciamo perché sennò 30 km erano pochi. Esatto. No, ma erano arrivati da Udine. Sì. E quindi... Vabbè, devo arrivare almeno con 90 km a casa, se no... Anche di più penso. No, beh, dopo prendiamo il trenino. Sì, no. Come ho detto prima. Ben Mona, ma non tutto Mona. Questo sentiero mai fatto, siamo sopra Ceroglie, di solito arriviamo qua sempre stando più alti, quindi oggi abbiamo anche provato di nuovi sentieri. Questa è la vista, adesso stiamo risalendo sempre sopra Ceroglie e ci ricongiungiamo probabilmente con i sentieri, quelli che porterebbero, andando verso est, al Monte Ermada. Questa è la vista.
Questo qui è il Somaco, che dà il nome alla traccia su cui pedaliamo oggi. Red Somaco, Somaco rosso, questo arbusto rosso che quando fiorisce fa questi fiori che sembrano dei grumetti di polvere, dei polmi. Ah, che bello! Wow, fermiamoci un attimo, dai, che figata. Wow, qua scolliniamo, vista stupenda. Probabilmente qua siamo un po' più alti di Brestovizza qua dietro, a occhio. C'era già un altro gruppo che è andato avanti. Di là, più su? Sì, Ok, mi dicono che Brestovizza è di qua. Momento social, fottina. Scollino e via in discesa. Giù il telescopico. Questa non l'ho mai fatta, quindi vado cauto. Qua se non arrivo lungo magari per guardare la traccia. Lo zio su Turbolevo va, Giù, 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 giù. E qua abbastanza distrutto. Sì, ci siamo tutti. Che bello di qua. Fuori percorso. Sì. Infatti mi diceva di girare.
E niente, ci siamo fatti prendere dalla discesa e bisognava girare qua. Sì, sembra di qua. Ma in campagna della Vezza? Guardate che qua non c'è niente, ragazzi. Eccola, ritrovata la traccia. Di qua? Così dice, Sì, 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 giusto. Ma cos'è quella dei 10 Smith? Dopo i 5 rifugi. Mi vado, Vai, vai. French cut con la scorciatoia. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E di nuovo cambio di paesaggio. Qua è tutto più arido, più roccioso, strada bianca. E finiamo qua sotto. Vai, 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 vai. Qua siamo rientrati dalla Slovenia in Italia, questo è il confine. Qua sopra c'è il mitico Brestovica, dei pessimi ricordi. Robe di strappi al 20%, abbondante. Passiamo sotto la salita di Arupa Kupa, che è qua sopra, vista decine di volte nei miei video. Iniziamo il rientro verso Monfalcone, passeremo vicino al circolo Pietrarossa e giù. Later. Posto? Foratura riparata a tempo record e via. Qua siamo direzione Rocca, sempre sul rientro. In teoria a sinistra su. Sì. Comunque pro tip per andare fuori giri, stare in salita dietro uno con la bici elettrica. Beh, sì. È come quello dei 2 cavalli, no? Sì, sinistra fuori. Con la moto. Sì, esatto. Sento soffiare la locomotiva. Se hai un pelino di più possiamo andare, eh? Ah, gli enduristi. Un branco di enduristi selvatici. Su, su. Ciao. And we are back in Monfalcone. Finito il giro. 30 km con 600 di dislivello, quindi giro fatto. Adesso passiamo qua sotto l'arco, giusto per sancire la fine giro, il fine giro, e ci siamo. Dimmi che fascetta volete di colore? Grazie. Fascetta di cosa? Fascetta da mettere sopra il gatto qua. Oh. Ma nero. Nero, azzurro e rosso. Momento gadget, fra l'altro dello stesso sponsor.
Grazie, ciao, buona giornata. Mizza fatta. Sì, toccata e fuga. Siamo arrivati e abbastanza contento della navigazione sul Brighton Raider 420, che adesso dice giustamente arrivato. Forse lo userò più spesso per la navigazione, mi piace un po' di più dell'860. Approfitto che sono qua vicino al logo di Oxyburn perché oggi ho provato, diciamo, una muta invernale Oxyburn. A parte la maglietta avevo pantalone invernale, calzini merino e biancheria tecnica da sotto. Veramente una figata. I pantaloncini hanno un'escursione di utilizzo enorme, si possono usare dai 10 ai 30 gradi, che non è poco. La termica funziona molto bene, tiene il vento e sono praticamente asciutto sotto. E i calzini merino sono dei calzini classici, sono questi qua. Mi suona il telefono. Fra l'altro Oxyburn fa anche queste mascherine qua in tessuto tecnico, che per questi eventi qua, adesso se riesco a infilarmela, così, sicuramente comodissima. Pranzo meritato, pranzetto se non ti facciamo tirare sotto prima. Rientro a casa dopo veloce pausa ristoro a un falcone. Giro veramente figo, bello perché sì, riuscivo a vedere diverse tipologie di percorsi sul Carso, una figata. Come sempre lascio la traccia di Strava in descrizione e sicuramente giro da rifare in autonomia, perché ovviamente in gruppo si fanno delle pause, si aspettano gli altri e ci sta, è così che si va quando si va via in gruppo con gruppi di persone che non si conoscono. Però il percorso è veramente molto bello. Adesso rientro, quindi prima giornata di North East Bike Festival per me is in the books. Comunque pomeriggio ci sono gli stand ancora aperti per provare bici, approfondire un po' su alcuni prodotti e ci sono esibizioni di BMX e cose del genere. Ma niente, io rientro a casa e ci vediamo domani con la randonnée su strada. Io farò il percorso medio da 100 km con il solito gruppo degli abici stradisti e niente, ci si vede domani. Ciao!